tratta di una storia basata su fatti veri. Ero stata accecata e come che ero stata accecata è tornata d'improvviso la vista. Io ho scoperto tramite tante indagini che era una cosa che non è spiegabile dalla scienza. Questo è solo un fatto che mi è successo, ma mi è successo altre cose e altre cose brutte. Un uomo si è ucciso, un bambino faceva dei gesti strani, una donna è morta alcalizzata. Tutte queste cose è successo in quella zona che io descrivo, che è Vespina, e provengono da una fonte diabolica, come che io ho capito, cioè una fonte che non è spiegabile. E io non so cosa dire, ma queste cose sono successe. Io ho voluto raccontarle anche per salvaguardare la storia di come abbiamo vissuto. Il libro si chiama Il bosco di Betulle, è stato scritto quest'anno in occasione della ricorrenza degli 80 anni della partenza degli alpini per la Russia. Riporta la storia di un soldato che non è più tornato e che ha lasciato però 60 lettere dalle quali è stata ricavata la storia, e rappresenta un affresco della vita del tempo, della vita di una famiglia di mezzadri con un unico figlio maschio costretto a partire per la Russia, e lì è rimasto. La Russia ovviamente è stata una tragedia. 90.000 giovani sono rimasti in quella terra, e ricordare oggi il valore della memoria è indispensabile, perché almeno si spera che certi fatti non possano più accadere. È opportuno ricordare cosa hanno subito i nostri giovani, ragazzi di 20 anni, molti anni fa. Non è una storia di altri tempi, è una storia di oggi. Se andiamo a vedere cosa sta succedendo non tanto lontano da noi, serve per far capire come si viveva un tempo, quali fossero i valori, e pensare che ragazzi di 20 anni perdessero la vita per una guerra che nessuno voleva è una cosa inaccettabile e deve essere lezione soprattutto per i giovani.